Sindaco Teso, ho presentato questa mattina un po' il futuro di tutta l'area di Porta Nuova, 30 milioni più o meno gli investimenti complessivi che riguarderanno quali opere nel dettaglio? Beh, finalmente siamo pronti a entrare nel vivo, insomma, dopo anni di progetti, di ipotesi e di ragionamenti, finalmente vediamo le macchine operatrici, gli operai al lavoro, il plastico che è stato presentato dall'architetto Tessari, il progettista dell'ex area della Confrutta, futuro palazzo fieristico di San Donà di Piave, rappresenta un altro tassello importante. 22 milioni circa l'investimento di competenza di San Donà di Piave, buona parte PNRR, 7 milioni invece sono fondi nostri e poi circa altri 6-7 milioni per le due stazioni. Quindi complessivamente nell'area di Porta Nord arrivano 30 milioni di euro di investimenti pubblici. Sarà uno spazio importantissimo per San Donà di Piave, frutto di un lavoro iniziato quasi 20 anni fa ormai. La strada via Pralungo è già oggetto di un intervento importante, abbiamo già consegnato il cantiere un mese fa. A breve chiuderemo la rotatoria davanti al ristorante La Vite per completare anche il tratto di strada che va verso nord, verso il canale navigabile, in modo di arrivare per settembre 2024 al completamento di tutti i lavori e l'apertura della stazione Atvo in vista dell'anno scolastico 24-25. Area totalmente riqualificata, nuova stazione degli autobus, nuova stazione RFI, anche un bike park per le biciclette, nuova viabilità, parcheggi per circa 500 posti auto, insomma un nuovo volto per tutta l'area questo. Sì, un nuovo volto, una nuova area di espansione, il polo fieristico che è all'interno, al centro proprio di questo plastico, di questo bel plastico presentato oggi, per il momento è piccolino, sono 2000 metri quadrati, è un boulevard che lo attraversa, che potrà essere anche aperto, le pareti sono tutte trasparenti, l'architetto l'ha chiamata lanterna urbana perché anche di sera sarà visibile l'interno, quindi farà luce, sarebbe anche possibile per l'utilizzo avere l'attraversamento da chi scende dal treno arriva con l'autobus, attraversare proprio l'area fieristica. Compito nostro e la sfida che lanciamo adesso in primis alla città di San Donà di Piave, ma a tutti gli operatori e alle associazioni di categoria, è sfruttare appieno quest'area. Come ho detto fin dall'inizio, non andiamo a spendere questo importo per fare 2 settimane di fiera all'anno, dovremmo farne 20-30 settimane di fiera, quindi servono appuntamenti importanti. Anche per questo insomma stiamo guardando attorno, stiamo cercando di capire come funzionano le altre fiere, quelle efficienti dell'area del nord-est italiano. Pordenone, la prima di tutte, che sono andato a vedere per capire com'è la governance di quella fiera, un coinvolgimento del territorio, delle associazioni di categoria, della Camera di Commercio, quindi sarà importante dare linfa vitale a queste strutture perché non restino scatole vuote.